Il mese di marzo si è svolto all'insegna delle feste al centro commerciale I Papiri di Siracusa. Ogni domenica del mese di marzo, in un'area appositamente allestita presso il centro commerciale I Papiri, l'associazione culturale enogastronomica Mangiare Bene e non solo ha intrattenuto il pubblico presente con una serie di degustazioni e dimostrazioni di corsi di cake design, flame beige, corsi di cucina e di sala, preparazione di dolci al bicchiere, cappuccini decorati, sculture vegetali e preparazione del pane. L'obiettivo raggiunto nel corso di questi incontri è stato quello di coinvolgere il pubblico presente alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni tipiche del territorio, proponendo loro di interagire con gli esperti del settore, chef, maître, cake designer, i quali hanno illustrato le tecniche base per la realizzazione di dolci al bicchiere, dolci tradizionali pasquali, uova decorate, sculture vegetali, piatti alla lampada e piatti della tradizione siciliana. Ad affiancare professionisti nel corso delle varie giornate gli alunni dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia di Siracusa. I ragazzi, coordinati dal professore Bongiovanni Gaetano, hanno accolto il pubblico dando informazioni sui corsi in programma e assistendo alla preparazione dei piatti dolci e salati. Alla realizzazione degli eventi hanno contribuito alcune delle più importanti aziende nel settore della pasticceria, della gelateria e del confezionamento, le quali hanno messo a disposizione il materiale e le attrezzature utilizzate nel corso degli appuntamenti. Plasticonf è tra le principali realtà del packaging nazionale, sin dal 1995. È un'azienda specializzata nel confezionamento, dalla fornitura delle migliori marche di macchinari presenti sul mercato, all'ideazione di linee personalizzate per il settore food e non food. Plasticonf, sita in Viale Garrone a Città Giardino, ha fornito le attrezzature per il servizio, i piatti, i bicchieri, la posateria, tutti rigorosamente in materiale biologico. Frigo Aretusa ha messo a disposizione il gelato, i cornetti, i croissant e i prodotti Bistefani che sono stati omaggiati nel corso delle giornate organizzate. Frigo Aretusa ha sede a Siracusa, in via Sentinello, ed è rinomata presso la numerosa e affezionata clientela. L'azienda tratta solamente i migliori marchi per ogni categoria di prodotti commercializzati. Il Grand Hotel di Ortigia, rinomato Hotel 5 Stelle, situato nel cuore di Ortigia, ha allestito dei tavoli elegantemente apparecchiati in occasione delle varie festività, in particolare per quelle pasquali. Anche il ristorante La Trota di Palazzo Lacreide ha allestito un tavolo pasquale, proponendo anche dei menù in occasione della Pasqua e della Pasquetta. Il pubblico presente ha assistito alle dimostrazioni, cogliendo l'opportunità di conoscere nuove tradizionali tecniche nel settore dell'enogastronomia, un settore sempre in costante crescita e trasformazione. La giornata di domenica 8 marzo è stata dedicata alla Festa della Donna. Al pubblico femminile presente al centro commerciale sono state omaggiati mimose, dolci e caramelle. I ragazzi dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia hanno realizzato, in collaborazione con il professore Giuseppe Calascibetta, dei dolci al bicchiere. In particolare dolci mimosa e tiramisù, rivisitato coinvolgendo il pubblico nella preparazione e facendo loro degustare degli assaggi. Nel corso dell'intera giornata, Giuseppe Fiorini, quarto classificato al campionato nazionale di latte art, ha deliziato il pubblico presente con caffè espressi e cappuccini decorati, accompagnati da croissant e bomboloni, all'insegna della dolcezza. Per l'occasione degli eventi di marzo, i maître dell'International Maître Association Hotel Restaurant, coordinati dal delegato Antonio Mancarella, si sono cimentati in una competizione che ha coinvolto alcuni dei più affermati professionisti, con la preparazione di primi piatti e dessert flambé. Altra domenica, altra festa. La festa del papà è stata festeggiata con deliziosi dolci della tradizione siciliana, le sfinci di San Giuseppe. Lo chef Giuseppe Calascibetta, coadiuvato dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero, ha realizzato questo tipico dolce palermitano a base di ricotta e dalla tipica forma, che ha riscosso il gradimento di quanti hanno potuto gustarne il sapore e la freschezza.
Nel corso della giornata si è tenuto anche un mini corso di degustazione vini, grazie alla collaborazione di alcuni professionisti appartenenti all'International Maitre Association Hotel Restaurant, i quali hanno illustrato le varie fasi della degustazione del vino. Domenica 22 marzo è stato protagonista il tradizionale pane di San Giuseppe. Maurizio Di Luciano, abile panettiere ed esperto del settore, ha realizzato il pane dalle forme più particolari, a forma di pesce, di fiore, di treccia e di simboli pasquali. Affiancato dagli alunni dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia, Maurizio ha spiegato al pubblico come realizzare le forme di pane per rendere omaggio alla tradizione pasquale del pane, cibo povero e nobile allo stesso tempo. In prossimità della Pasqua, gli eventi del 28 e del 29 aprile si sono colorati di festa. Sabato e domenica, oltre alla postazione di Maurizio Di Luciano dedicata al pane pasquale, sono state allestite delle zone in cui si sono effettuate dimostrazioni di sculture vegetali, preparazione di cavatelli, decorazione di uova pasquali e allestimento della tavola pasquale. Roberto Tardino, esperto intagliatore, ha realizzato delle splendide sculture intagliando carote, zucchine, peperoni, meloni gialli, sedano, rapanelli, zucca, frutta e verdura di stagione. Nell'angolo dedicato alla pasta fresca, Rita Cavalieri, utilizzando esclusivamente farine di un mulino locale, ha realizzato i tradizionali cavatelli. Una simpatica e originale dimostrazione che ha coinvolto grandi e piccini. Gli alunni dell'Istituto Alberghiero hanno illustrato le tecniche per abbellire e decorare la tavola pasquale, con l'impiego dei classici tovaglioli che magicamente si sono trasformati in ventagli, candele, fiori di loto, buste e molto altro. Particolarmente apprezzate dal pubblico sono state le dimostrazioni di cake design realizzate da Sabina Pronio e Melania Zanti. Con abilità, pazienza, precisione e naturalmente con la pasta di zucchero hanno preso forma fiori e farfalle che hanno impreziosito uova di cioccolato e simpatici coniglietti. Nell'arco dell'intera giornata sono state omaggiate ovette di cioccolata ai bimbi presenti al centro commerciale e sempre i bambini sono stati protagonisti dell'apertura del maxi uovo di cioccolata. Al termine della giornata sono state consegnate targhe ricordo e attestati di partecipazione alla direzione del centro commerciale I Papiri, agli sponsor e agli alunni dell'Istituto Alberghiero. Per completare il calendario delle feste pasquali, il centro commerciale, in collaborazione con l'associazione Mangiare Bene e non solo, ha allestito lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, un'apposita area attrezzata dove i presenti hanno potuto gustare un delizioso cono gelato. L'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiare Bene e non solo organizza corsi di caffetteria, latte art, cake design, cucina creativa, flair bar dancing, degustazioni e tanto altro per principianti e professionisti. Collegandosi al sito mangiarebenenonsolo.it si ha la possibilità di iscriversi gratuitamente all'associazione, usufruendo di agevolazioni e news sui corsi, disconti presso i negozi, ristoranti, pizzerie e attività commerciali convenzionate. www.mangiarebenenonsolo.it, social network Facebook, Twitter e YouTube. Arrivederci alla prossima edizione.